Oggi siamo al kick-off day degli Stati Generali della Pesca a Chioggia. Perché è necessario fare gli Stati Generali della Pesca? Quali sono i problemi della pesca e cosa proponete in concreto? Dobbiamo recuperare il tempo perduto, dobbiamo recuperare un rapporto con Bruxelles che sia costruttivo e che si sostanzi in tre concetti molto semplici. Va bene la sostenibilità ambientale, ma ci deve essere anche la sostenibilità sociale ed economica. Non possiamo chiudere le imprese in un periodo del genere solo perché esiste il parametro della sostenibilità ambientale. Quindi concretamente cosa bisognerebbe fare secondo lei? Concretamente significa fare una lobby seria a livello di Bruxelles, coinvolgendo tutti gli europarlamentari di tutto l'arco costituzionale e che il governo faccia sentire con un atto concreto, con dei progetti concreti di gestione della fascia costiera, della zona marittima e della blue economy e che possa dare delle risposte concrete a delle imprese di pesca che vanno da Trieste fino a Barletta. Due temi di cui si è parlato sono il fermo pesca e il Mose. Ci può dire qualcosa? Il Mose è un'opera importante, tutela due città importanti come Venezia e Chioggia. Si sono dimenticati di far decollare il porto rifugio e la conca di navigazione, che sono gli strumenti che garantiscono in entrata e in uscita la sicurezza delle imbarcazioni che lavorano sia di marittime sia della pesca professionale. Quindi il Mose velocemente completare queste opere che devono essere assolutamente fatte e adottare dei meccanismi di sicurezza per le imbarcazioni che vanno a pescare e che producono reddito. E quindi è un pezzo importante che deve essere affrontato. Sul fermo pesca voi chiedete invece delle regole omogenee, giusto? Sul fermo pesca la cosa è semplice, noi abbiamo da anni, sosteniamo come categoria l'importanza del fermo pesca, l'abbiamo sempre fatto, i 30, 35, 45 giorni di fermo pesca all'anno. Non è il problema del fermo pesca, il problema è che si vogliono togliere sempre più giornate alle attività di pesca in nome di una sostenibilità ambientale che poi purtroppo non è certificata dai dati scientifici.